Diciamo che appunto il gruppo è nato nel 1964 e quest'anno vorremmo appunto festeggiare questi 60 anni. E come appuntamenti abbiamo avuto l'inaugurazione del monumento al marinaio nel 1990 con un grande raduno interregionale, poi successivamente un raduno interregionale nel 1999 per l'intitolazione del Largo Marinaio d'Italia qui a Conegliano, e abbiamo festeggiato i 50 anni nel 2014 e così quest'anno facciamo il 60° che è un appuntamento che ci aspettiamo con grande entusiasmo e vedremo appunto la partecipazione di alcuni gruppi del Veneto orientale. Ce ne sono esattamente 17 con i loro labari, con i loro cartelli che sfileranno per Conegliano. E adesso quest'oggi, stamattina alle 9 ci riceverà il sindaco di Conegliano per dare il saluto della cittadinanza ai presidenti di gruppo che arriveranno. Poi proseguiremo la cerimonia, la celebrazione con una deposizione della corona al monumento ai caduti del mare qui in piazza 4 novembre. Seguirà una Santa Messa nella chiesa di San Martino e Rosa, poi sfileremo da qui, da San Martino e Rosa fino al Largo Marinaio d'Italia dove c'è il monumento ai caduti del mare, e lì ci saranno le allocuzioni varie, la mia, del sindaco o chi per esso, e delle altre autorità. Il consigliere nazionale è presente, per l'associazione del presidente nazionale è presente il consigliere nazionale, il capitano di lungo corso Roberto Spolao, e il delegato regionale Fiorenzo Pavani. In occasione di questo anniversario, qual è l'augurio che lei fa per il suo gruppo per il futuro? Dunque, noi abbiamo già, il gruppo ha soci di una certa età, però vorrebbe che con attività come conferenze, solidarietà, eccetera, che ci fossero dei giovani che ci seguissero in questo impegno associativo. Perché noi facciamo memoria di valori e tradizioni marinare che, anche se siamo in una terra di alpini, penso che siano apprezzate da tutti.